ciao putei. E il nonno vi conta sempre qua assieme a me osso che mi guarda e mi controlla. E questa è la storia dell'anguana, il formaio e la maledizione. Una volta non esisteva mica solo le sirene che viveva sconte sotto l'acqua, vi erano anche altre creature misteriose e strane. Le si chiamava anguane e le si scondeva nei laghetti, nei canali, nei fossi e quando veniva fuori dentro le caverne in mezzo ai boschi. Le poteva trasformarsi come voleva. Per questo qualcuno diceva che era brutte come le streghe, altri invece diceva che era bellissime, altri ancora che aveva viste mezze femmine e mezze cavale, e come se non bastasse era cattive e vendicative. Guai a farle arrabbiare perché aveva tanti poteri magici e lanciava tremende maledizioni e pensava e poteva anche trasformarsi di colpo in bisse o grandi serpenti. Insomma, le anguane erano creature pericolose che era meglio tenere a distanza. Qui che vi conto adesso è una storia che un signor venuto da Beun tanti anni fa col sacco di nose in spalla, per venderle naturalmente, racconta il bisnonno del trisnonno di Tiglio Iacheta, morto 50 anni fa, che era dentro un laghetto dei sopposti un'anguana bea, ma così bea che era impossibile guardarla senza restare immatonì da quanto che era bea. E se a guardarla era un uomo, questo se ne sarebbe innamorato subito, come succedeva con i sirene. Vi dico subito che non si sa come la si chiamasse, perché sta anguana non ha mai detto il suo nome. Lei aveva anche un piccolo difettin, lei aveva i piedi fatti compagni guaivi a quei dei cavare. A dire la verità aveva anche un brutto vizio, gli piaceva da matti il formaio, soprattutto quello fatto dai pastori che viveva là intorno. Per questo ogni notte le veniva fuori dall'acqua, de scondon, le andava dentro le case dei pastori e le portava via tutto il formaio che le catava facendole arrabbiare forte, e dopo sti poveri uomini i baruffava pensando che il ladro fosse uno di loro. Una notte però, come dice il proverbio, il diavolo fa i pignate ma noi coverci. La che si andava male. E il padrone del formaio, un giovane pastore, avendo sentito dei rumori strani venire dalla cantina, la gabbecca finché la era drio portargli via una forma intera. E Gavaria o suo ciaparla e portarla subito in prigione, ma come a guardare e si era innamorato, devoto. E altrettanto che è successo all'anguana. Lui subito che ha domandato di sposarlo e ha detto di sì, ma ha subito messo una condizione: lui non avrebbe mai e poi mai dovuto tornare per il sesto per via dei piedi da cabra. Se questo fosse successo, avrebbe detto e avrebbe mandato una tremenda maledizione e la sarebbe sparita per sempre. Il pastore, tutto contento, ha promesso e così ha fatto nozze, nossette e candelette. Per i primi anni si è andato tutto bene, i due si amava, si coccolava, e si è anche nato un bel tosetto, sano e perfetto, ma col passare del tempo, come capita in ogni famiglia, qualche piccola baruffa succede. Questa è una roba normale, però il pastore si è sempre stato ben attento a non nominare mai il piede da cabra dell'anguana, che era sua moglie. Ma purtroppo, infine,
e che si casca durante un baraffon più grande del solito, non gas avuto taser e che si sbrissa sto discorso. Tasiti, femmina, che non te hai i piedi funfi, anzi peso, i piedi da cabra. Mamma mia, non lo avesse mai detto. La femmina lo guarda e con occhi di fuoco e agassiga. Ah sì, te ho rotto il patto, mi vado via per sempre, ma ti ricordate che non te gavarà più pase. Tuo figlio non potrà più sposarsi perché sennò che nascerà tositi quei piedi da cabra. E qua in paese per un anno tutta la gente morirà di fame. Ciao e stammi bene. E dal dito al fatto, il fatto pararia un segno magico, si diventa una bissa e si è scampata. E il povero uomo che prova a chiamarla per scusarsi, ma niente da fare. L'anguana non si è più vista. E come l'aveva annunciato, in paese si arriva una gran carestia e molto di gente si è morta di fame per davvero. Si è passato tanti anni e il figlio è diventato un uomo e sapendo di non poter sposarsi per questa maledizione con gran tristezza ha sempre evitato di innamorarsi. Ma un brutto giorno questo è successo e sta cosa che piaceva contraccambiava il suo amore. È ora di sperare di andare solo al monte dove era anche il laghetto dove viveva sua mamma e si è buttato su un burro. Nel stesso momento che lui moriva e andava in cielo, una gran frana si è venuta su del monte e si è cascata in lago sottorando tutto. In mezzo a tutto il fracasso si è sentito rimbombare anche un gran urlo. Ancora adesso, in quel mese di agosto, nella ricorrenza di quello che è successo, di notte si sente un lamento venire dal bosco e nessuno ha mai capito se sia il fantasma del toseto che non dà catapase o il pianto dell'anguana, sua mamma, pentia della sua cattiveria. Vi si spase mai? Allora vi dico un segreto, ma non va vita a dirgli a nessuno, le anguane, se esistia davvero, ma sta storia non so se è tutta vera. Le sta diventata per insegnarvi a tutti che non bisogna augurare o far del male a nessuno, perché quando si pentisse, può essere massa tardi. Ciao putei, alla prossima!